provinciale. Vediamo, scusa. Facciamo parte per parte. Vediamo, e dove era messo questo cippo allora? No, era là. Era là? Era Però là. non si vede la strada Ma qua. Ah, l'hanno costruito accanto. o lo hanno praticamente. migliorato, non ti so dire. Cioè hanno messo la strada accanto. Che stavo dentro, qui c'è tanto. No, aspetta, vediamo un po' se c'è la fotografia a me. Stai togliere il segreto di Stato. Scusa, 80 separatisti siciliani nelle vicinanze di Messina uccisi in... Questo lo vede, no? Sto roba. Questa, come si chiama? Forze di polizia e truppe di fanteria italiane in 2 Ah, giorni questo, battaglia presso Messina hanno gliel'ha mandato, le forze c'è militari scritto, separatiste secondo me l'ha un dato annuncio di oggi. un mio compagno di Almeno scuola. 80 separatisti sono stati uccisi e decine di altri sono stati fatti prigionieri, compresi il loro capo. Come manda la Sicilia Agenzia d'Italia all'informazione, grande quantità di armi e munizioni sono state sequestrate. Le unità italiane hanno sofferto ingenti perdite. Tutto falso. Guarda che c'è su notizia del fatto fantasiosa. Questo è da considerare uno scoop, pubblicata negli Stati Uniti da un giornale italo-americano, che prova però l'interesse ivi per il movimento per l'indipendenza della Sicilia e Levis. Questo stralcio è stato inviato a Mario Russo, mio compagno di scuola da cui l'ho avuto, da un suo parente italo-americano. Se tu La Sicilia siciliana di Mario Turri. Questi mi da studiare, mi pare. Questo rizzonero, questo mi sono fotografato, sono andato, eccetera, eccetera. Ho poggiato sul muro un libro due giudici, eccetera, con tanto di dedica. Scusate, non ho fatto in tempo poco fa. Ora non ripetuto nuovamente. Strage di Randazzo, togliere il segreto di Stato, 8 agosto 1997, la Sicilia siciliana di Mario Turri, documento per la storia della lotta antifascista in Sicilia. Randazzo, a 54 anni dalla morte di Canepa resta il segreto. Messa in siciliano celebrata dalla borgata Pagliarelli. Gaetano Rizzonaro. Movimento per l'indipendenza della Sicilia. Scritto da Milo Cancelli. Questo è il cippo di Canepa praticamente prima che facessero la strada accanto, la nuova strada, perché la strada passava sulla sinistra del cippo, poi è stato costruito sulla destra. Dietro si vede un pezzo di cattedrale. L'episodio fu un altro dei tanti che si stanno verificando da tempo tra le migliaia di affamati freddoloni malvestiti attraverso l'isola. Alcuni di soldi sono attribuiti a soldati e prigionieri di ritorno, i quali si ribellano di fronte alla triste situazione economica che trovano. Questo è il libretto che Canepa stampò, fece pubblicare sotto il nome di Mario Turri. Copyright by Mario Turri 1944, proprietà letteraria. Pubblichiamo per la prima volta nel suo testo integrale questo meraviglioso opuscolo che è stato definito un capolavoro della letteratura polemica del nostro tempo. Lo pubblichiamo senza spostare una virgola, quale fu scritto e clandestinamente diffuso in capitoli staccati dal 1942 al 1943.
Che cosa ci insegna la geografia e che cosa ci insegna la storia? La prima dominazione italiana in Sicilia, Diodoro Siculo. Come si venne alla seconda dominazione italiana in Sicilia, quella cioè dei nostri giorni. Trattamento fatto alla Sicilia in 80 anni di unità d'Italia. Cadorna, De Felice, Giolitti, la tirannide fascista ha ritardato la resa dei conti. Mussolini, 20 anni di malgoverno fascista. Giacomo Matteotti, Enrico. La Sicilia basta a se stessa, non ha bisogno di nessuno, scriveva Canepa. Vogliamo la Sicilia libera e indipendente. Colaianni, dicembre 1942. La Sicilia di domani sarà quale noi la vogliamo, pacifica, laboriosa, ricca, felice, senza tiranni e senza sfruttatori.